Sì. Allora consigliere, cosa ci vuol dire in merito a questa bella iniziativa che insomma lega la cultura a 360 gradi? Sì, oggi la professoressa Maria Paola Frattolin ci ha suggerito alcune suggestioni, anzi forse ha fatto di più, ci ha confessato alcuni suoi sogni per stimolare una nuova rinascita, un nuovo risveglio culturale per la città di Udine e per l'intero Friuli. E noi in questo incontro molto partecipato ne abbiamo discusso, ne abbiamo ragionato assieme al pubblico intervenuto e abbiamo cercato di capire se la visione per il futuro del Friuli era compatibile con queste suggestive proposte culturali. È un modo diverso per fare campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica a sostegno del sindaco Pietro Fontanini. Sì, quello che conta sarà anche il dopo, no? Perché ci sarà comunque un legame. Lei adesso da sindaco passa in regione come consigliere regionale, qualcuno dice insomma avrà anche ruoli molto importanti, no? E operativi. Insomma, quello di mantenere comunque legato il discorso della politica da una parte e del territorio dall'altra in un'unica via per arrivare, come si dice, alla conclusione finale. Certo, i progetti sono frutto di un ragionamento, ma poi per realizzarli devono essere necessariamente coinvolti vari soggetti, ci vogliono delle sinergie nel territorio e queste sinergie possono essere tra la regione e i comuni. È lo stesso modello virtuoso che aveva consentito dopo il sisma del 76 una ricostruzione che è stata unica e che è un modello virtuoso da prendere assolutamente a esempio per una nuova stagione di rinascita per il Friuli.